Favara contro Pompei, 9 mesi dopo la semifinale che valse per la formazione campana l'accesso alla finalissima per la promozione in Serie D, si ritrovano le due piazze ancora al Bruccoleri, laddove l'anno scorso i rossoblù estromisero i gialloblu dalla corsa per accedere al piano di sopra. Si ritrovano in questo campionato per andare a caccia di punti pesanti per cercare di arrivare il più presto possibile alla salvezza. Allora andiamo con le immagini prodotte da Giuseppe Montalbano con il primo tentativo sul calcio di punizione da parte di Baglione, poi questa opportunità con la parata di Scuffia sulla conclusione di controbalzo è un buon inizio per il Castrum Favara, che qui con il tiro cross di Vaccaro non impensierisce più di tanto la difesa pompeiana. Poi la palla dall'altra parte che arriva nel cuore dell'area di rigore, c'è questa sponda per la conclusione con la sfera che però si perde alta sopra la traversa. Torna a farsi vivo il Castrum Favara con questo scarico da parte di Lapena, poi la palla messa in mezzo, non riescono ad arrivare gli attaccanti della formazione guidata da Infantino, che comunque gioca un buonissimo primo tempo. Qui con Baglione il controllo, la conclusione mancina dal limite bloccata senza problemi da D'Agostino, poi dal corner successivo per poco non arriva Vaccaro alla correzione a rete, poi cerca di insistere ancora con l'azione alla Piana, serie di finte ubriacanti, ancora a cercare luce per il cross, per la palla toccata forse con un braccio da Vitale, non secondo il direttore di gara, conclusione dalla distanza, parata da D'Agostino che poi è bravo sul successivo cross tentato dalla Piana, e su questa azione si chiude il primo tempo al Bruccoleri. Tanto Castrum Favara, pochissimo Pompei, ma occhio a quello che accade nel secondo tempo con la squadra allenata da Gianluca Esposito che spinge sull'acceleratore. Qui conclusione tentata da Russo sui sviluppi di una palla inattiva, poi torna a farsi vivo il Castrum Favara con questa conclusione dalla distanza, bloccata senza problemi da D'Agostino sul tentativo di La Piana. Ancora la squadra in tenuta giallo canarino a cercare ancora con il suo numero 10 la conclusione dalla distanza, ancora il pallone che sibila lontano dalla porta difesa da Bernardino D'Agostino. Poi questa azione sulla destra del Pompei con la palla messa in mezzo per Leven, il quale cicca l'appuntamento col tiro. Per sua fortuna era in fuorigioco, forse ancora in offside il numero 9 del Pompei, che questa volta prova a servire in mezzo ai compagni. C'è questa girata di puntoriere deviata in calcio d'angolo, poi sugli sviluppi della palla inattiva il tentativo da parte di Sepe con la palla che si perde alta sopra la traversa, poi opportunità enorme per il Castrum Favara che sbatte due volte sul muro rossoblu. Infine conclusione di Baglione che si perde fuori. Occhio a questa azione insistita sull'out di destra da parte del Pompei con la corsa ancora da parte di Sepe, il pallone messo in mezzo, la correzione vincente e il vantaggio da parte del Pompei che sblocca la partita, e dunque 1-0 firmato da Urino, entrato dalla panchina. E allora Castrum Favara che si getta all'assalto dell'area del Pompei. Qui questo tiro cross insidiosissimo da parte di Baglione, non trova una correzione, calcio d'angolo successivo, la palla che arriva in area, il colpo di testa tentato da Varela con la palla che non arriva tra i pali, poi ancora un cross dalla sinistra, altra correzione di testa e palla che si perde fuori sul tentativo di Vaccaro, la palla che però finisce vicinissima ma non all'interno della porta del Pompei. Altro tentativo di Baglione che mette in mezzo il pallone, allontana in qualche modo la difesa del Pompei sull'insidia di Varela sul secondo palo. Altro tentativo ancora Baglione che lascia alla conclusione mancina, palla che si perde fuori. Può respirare il Pompei che sull'azione successiva batte un calcio di punizione e il signor Ravara della sezione arbitrale di Valdarno fischia 3 volte. Vince ancora il Pompei che conferma la sua supremazia sul Favara. Da Sportisile è tutto, alla prossima.